E qua parliamo di formazione tipo, la formazione che avevamo suggerito un po' di tempo fa, quindi con sia Malquit che Gulam. Ma in questo caso non è una scelta, è quasi una scelta obbligata vista le defezioni, eccetera, eccetera. L'unico dubbio poteva essere Isai a sinistra. Ma va bene così, visto che l'avversario non dovrebbe presentare difficoltà specifiche. L'unica difficoltà che è reale è che Shama sta d'accordo, che dobbiamo approcciarla bene, tosti, convinti di fare un paio di gol subito e poi se ne parla con calma. Quindi centrocampo normale, possiamo chiamarlo titolare, e in attacco non c'è manco Mertens in ballottaggio perché non si sentiva bene. Qualche problemuccio ce lo avremo a Torino. Forza Napoli, sempre, Yama Bell, non voglio proprio discussioni oggi. Benissimo direi, nel senso che è l'approccio giusto. Veloci a riprendere i palloni e così tu fai valere la tua superiorità tecnica. Molto bene Malqui, che permette, come Stantuffo, permette Callecon di stare più dentro, il secondo gol quello è. È il terzino che arriva fino in fondo e quindi l'ala può stare più centrale e raccogliere quello che gli attaccanti non possono raccogliere. E poi i due attaccanti vicini ti permettono di fare il primo gol. Quindi, quando si vuole fare sempre il paragone Sarri-Ancelotti, questi due gol sono due gol di Ancelotti, perché è innegabile, è semplicemente innegabile. Molto bene Maksimovic, ci serve tantissimo visto che non avremo Albiol, deve salire con questa intensità, con questa fiducia, sta giocando 3-4 partite ottime, vai Insigne che sei il leader di questa squadra, prenditi la squadra sulle spalle, ho visto nell'esultanza di tutti quanti proprio una cosa come a dire mo tu sei il nostro leader, siamo contenti che hai segnato, Amsic stat bu, questo è stato pure, vatta a pigliare i soldi a stai tu e poi ne parliamo quando ti viene a fuggire campo. Sono un po' cattivo oggi ma è importante. Guaglio, si poteva dare il rigore finale. E poi un as da chi si sa magna. Guaglio, si poteva dare. Questo è il problema. No. Poteva tranquillamente esserci il rigore su Koulibaly alla fine. Non va bene. Abbassare la tensione in questa maniera. Si sta squadra ha dimostrato di essere inferiore, tu hai dimostrato di essere superiore per l'approccio, lo devi mantenere 90 minuti, se no si esce fuori. Non l'abbiamo imparato ancora che per un gol di differenza reti siamo usciti dalla Champions League. Non ci dobbiamo mettere in condizione, mamma mia, come mi incazzo. Questo è a caldo, questo è a caldo, e quando è a caldo è a caldo. Chi è là? Ma qui è Fabian Ruiz, chi gliela dà? Sveglia, perché non puoi permettere a questi di svegliarsi e di fare quasi il 3-2 e poi sull'azione successiva potevano fare 1-3-3, vabbè, impossibile perché o ne fai uno o fai l'altro. Ma di che stiamo parlando? Grande partita del Napoli, approccio giusto, importante il primo tempo, eccetera, eccetera, ma non mi puoi far incazzare alla fine così. Mantenere la tensione sempre alta, speriamo, questa è una di quelle frasi all'Allegri. È importante aver preso il gol perché così poi dopo ci ricordiamo che dobbiamo mantenere la tensione in alto. È Spram buona. Io voglio cazziate da parte di Ancelotti perché non esiste proprio. Mettere in difficoltà, come si dice in inglese, in jeopardy. No. Allora mi calmo un attimo a tiepido perché sennò qua non va bene. Vorrei votare un voto alto a Malqui, ma questa cosa finale mi fa abbassare il voto. Voto alto a Maksimovic, che però un rigore anche abbastanza casuale, lui prova a toglierlo la cosa. Però è sempre una questione di concentrazione, sono millimetri, sono millisecondi, non dovresti. Va bene, il rigore casuale sul 3-1, o fai sparire la palla, se sei in grado di far sparire la palla, o ne fai altri due. E dato che non siamo in grado di far sparire la palla, abbiamo provato a farne altri due e le abbiamo avute le occasioni. Napoli ha dominato, ma è il minimo contro questa squadra qua. Quindi cerchiamo di mantenere la concentrazione alta sempre, altrimenti squadre come il Chievo fai lo 0-0, squadre piccoline così rischi. Questo è dentro e fuori, ragazzi, questo è dentro e fuori. Il Bate ha battuto l'Arsenal 1-0, poi magari a casa loro ribaltano la cosa, ma bisogna stare attenti. La Lazio ha perso con Siviglia, l'Inter ne ha fatto uno solo con Rapid Vienna. Sono partite. Noi non dobbiamo crederci che mo vinciamo l'Europa League, perché l'unico obiettivo rimasto è quindi la vincere. Abbiamo la possibilità di farlo, ma questa è una delle squadre più scarse rimaste in questa fase delle qualificazioni. Se abbiamo amnesie ancora, quando acchiappi una squadra più forte, te ne fa un paio. Quindi dobbiamo un attimo
stringerci intorno all'allenatore, parlare e mettere le cose in chiaro, che certe cose... Io spero, queste sono sempre a caldo, quindi io non vedo mai le dichiarazioni dell'allenatore prima del video, però resto con la mano in bocca un attimo, cioè una partita dove c'era poco da dire, potevo elogiare le situazioni tattiche, potevo parlare nel finale dove Callejon si sposta addirittura a sinistra e si alterna con Zielinski dietro a Milik. Interessante. Un as ha sempre lo spunto, un as ce l'ha. Se crescesse un po' fisicamente potrebbe fare più di spezzoni di partita. Un as ce l'ha, è furetto. Va bene tutto. Luperto è entrato bene, Diawara non c'è male, però pure si è pigliata una munizione un po' fessa. Si poteva parlare di Fabian, Allan, la solita situazione. Allan che si prende un pochino di più il pallone rispetto a Fabian, è ancora una situazione che non è chiara, o meglio, non è così stabilita. Noi ci siamo abituati a Sarri, dove la palla doveva passare per Jorginho per forza, perché quello è il triangolo. In questo caso non è detto che la palla debba passare per Fabian per forza come play. I due, Fabian e Allan, si alternano nella gestione del pallone, nella impostazione della proposizione di gioco, quindi non è detto. E nel primo tempo è capitato che molto di più Allan fosse più basso e quindi dovesse impostare anche con cambi di gioco, anche con qualche lancio, anche con qualche verticalizzazione, e l'ha fatto anche bene, perché Allan ce l'ha, non è che Allan è scarso coi piedi, Allan lo può fare. E Fabian, se sta un pochino più avanti, ha la possibilità di andare al tiro, di recuperare una seconda palla, va bene. Però io mi trovo più a essere intasato e incazzato per i cali di concentrazione che non ammetto più. Perché se in campionato vabbè, tanto poi è sul lungo. In Europa League no, perché poi ti fanno una seringa. E se ti fanno una seringa... No. No, non lo ammetto. Accendini che volano.